Qual è stato intanto lo scopo e cosa avete fatto? Allora, lo scopo è stato quello di realizzare una mappa interattiva che può essere scaricata da qualsiasi parte del territorio nazionale e internazionale e c'è stato il coinvolgimento proprio della gente, molte associazioni e persone comuni si sono riuniti qua alla Farm e poi sono andati in giro per il centro antico a mappare, quindi tramite un'app che abbiamo fatto scaricare, poi sono tornati entusiasti perché hanno conosciuto zone mai viste in precedenza. Successivamente abbiamo scaricato tutti questi dati e poi abbiamo caricato tutto all'interno del database sempre di OpenStreetMap. Questo è un inizio naturalmente, è sempre una mappa dinamica, può essere cambiata in qualsiasi momento e sono arrivati anche contributi da parte di altre associazioni, per esempio associazioni che vanno a cavallo, associazioni che fanno sport di qualsiasi genere, che hanno portato i loro tracciati GPS e tutti questi sono stati caricati all'interno della mappa stessa. Avete iniziato con il centro storico, ma probabilmente si potrà anche allargare la mappatura per l'intera città? Il significato di questo modo di mappare il centro antico, qualsiasi altra zona si voglia, è proprio questo, cioè il fatto di avere una mappatura aperta, cioè chiunque, conoscendo un po' lo strumento, conoscendo l'app, può un giorno decidere di fare una passeggiata per i campi, per il proprio centro storico e raccontare al mondo ciò che ha visto attraverso fotografie, attraverso le note e attraverso la mappatura, il tracciato GPS che ricava dalla passeggiata. E questo è proprio la bellezza. È come Wikipedia. Anziché essere un'enciclopedia aperta, è una mappatura aperta al mondo e questa è la bellezza di questo strumento. Noi abbiamo voluto documentare questa giornata che è la prima che accade in provincia di Agrigento, l'architetto Pullara l'ha voluta fortemente, proprio perché adesso dà la possibilità a coloro che ne sono appassionati, e Favara è ricchissima di persone che viaggiano a piedi, in bicicletta, di poter in realtà raccontare un po' l'ortografia cittadina. E che tipi di strumenti avete utilizzato per la mappatura di oggi? Ecco, abbiamo voluto sperimentare le riprese aeree zenitali, perché la topografia si avvale delle riprese zenitali. Adesso c'è un sistema che anche con i droni, con i piccoli droni, è possibile raccontare l'urbanistica della città a livello proprio topografico. Cosa vuol dire zenitali? Zenitale è come se tu guardassi proprio con gli occhi a terra verso il pavimento, quindi verso la piazza, verso il terra. Negli ultimi decenni l'alimentazione si è modificata, si è un po' più standardizzata a livelli comuni europei, però ecco la tradizione nostra, soprattutto quella mediterranea, era sicuramente la migliore. Sì, in effetti era migliore e la storia ci insegna che tutto evolve, tutto cambia e tutto si modifica, ma anche l'alimentazione è cambiata e infatti oggi abbiamo testimoniato di come effettivamente l'alimentazione sia cambiata, di come le tradizioni, le antiche tradizioni si sono perse. Persone sul posto si sono messe a nostra disposizione. Abbiamo fatto dei video dove comunque dimostrano, testimoniano proprio la vecchia cucina antica, la vecchia cucina favarese. E ad esempio la volta scorsa io vi ho detto in un'intervista, vi ho lasciato con un quesito, cos'è la frascatola? E la frascatola oggi è stata dimostrata. È una ricetta? È una ricetta tipica del posto, una polenta Una polenta meridionale. meridionale, ecco, fatta con la semola di grano, verdure di stagione e poi venivano aggiunte qualche altro ingrediente che si aveva a disposizione. Questo perché? Perché vi voglio far riflettere ad assumere delle
corrette abitudini a tavola, perché oggi si stanno perdendo. Oggi le malattie del benessere, per così dire, tra virgolette, sono in aumento. Sto parlando di obesità infantile in età pediatrica, si registra un tasso di obesità abbastanza elevato, patologie cardiovascolari, quindi associato a un aumento di colesterolo nel sangue, trigliceridi, il diabete. Con la Bene, vecchia alimentazione. con la vecchia alimentazione forse si moriva di fame, non per eccesso di cibo a tavola. Il cibo prima era, ce n'era poco, ma era comunque di qualità. Quindi vi invito a riflettere, correggete tantissimo le vostre abitudini alimentari. Il valore aggiunto per la città di Favara. Assolutamente sì, oggi è una bellissima domenica, molto movimentata direi. Io sono arrivata un po' in ritardo, però ho visto una serie di gruppi che si muovevano per la città e quando sono arrivati con le mappe, per tutto quello che sta avvenendo oggi a Fara, perché c'è una mappatura particolare, anch'io ho dovuto studiare perché non sono un tecnico, quindi prima abbiamo dovuto capire che cosa è successo in questa giornata. Abbiamo visto come la città la riscopriamo con occhi completamente diversi, arriviamo all'interno di cortili che quasi non conosciamo e pensiamo che facciano parte di un mondo parallelo. In realtà così non è. Ora il grande lavoro che stanno facendo attraverso questo mapping ci permetterà di avere una visione molto più semplificata del nostro paese. È un bellissimo contributo che stanno dando tutti gli esperti, l'architetto Pullara, e quindi è un lavoro bellissimo, con un impegno costante che ha portato tanti esperti anche da Palermo. Abbiamo interessato Favara. La nostra curiosità è stata quella di chiedere se era possibile avere un lavoro del genere all'interno dei nostri uffici comunali, perché permetterebbe una semplificazione. Pensiamo ad esempio alla mappatura, mi suggerivano di tutti gli alberi, di tutti gli acquedotti, le reti idriche, fognarie. Significa semplificare il lavoro all'interno del comune, in modo tale per avere una visione chiara di quello che avviene, degli interventi nell'immediatezza. Significherebbe effettivamente una semplificazione del lavoro e anche una sorta di monitoraggio e controllo che ci permetterebbe di evitare problemi anche di natura logistica che riscontriamo, ahimè, quotidianamente.